C'entro anch'io, c'entro anch'io. Una nuova puntata di Centro Anch'io, bentrovati. Via Fratelli Cairoli, lo sapete, è il proseguimento di Via Dante e termina in Via Fratelli Ugoni. E i fratelli Cairoli, vi ricordate chi sono? Nati a Pavia, sono stati dei patrioti e figure di spicco del Risorgimento. Degli 8 fratelli si ricorda in particolare Benedetto, che partecipò alla spedizione dei Mille. Dopo l'Unità d'Italia prese parte alla vita politica, ricoprì la carica di presidente della Camera e fu presidente del Consiglio nel 1878 e di nuovo dal 1879 al 1881. Ernesto, morto tra i cacciatori delle Alpi nella battaglia di Varese. Luigi, morto a Cosenza di tifo durante la spedizione dei Mille. Enrico e Giovanni parteciparono alla spedizione dei Mille e morirono nello scontro di Villa Glori il 23 ottobre del 1867. Ma parla come t'ha insegnato Mater, chissà quante volte ve l'avete detto o ve lo siete sentiti dire. Al Pantheon a Roma, vediamo come vanno le cose. Leonidas, tu sei greco? Sì, sono... Che fai qui a Roma? studio. Ah sì, che cosa? Medicina e chirurgia. Caspita, è impegnativo, eh? Sì. Trovi bene? Sì, benissimo. Qui c'è un modo di dire, quasi italiano, insomma, bresciano, un dialetto bresciano del nord, della Lombardia. Sei mai stato in Lombardia, tu, Lago di Garda, Brescia, Milano? Vicino a Milano, sì. Ecco, bravo Leonidas. Parla come t'ha insegnato Mater. No. Parla come ti ho insegnato, ma... Parla, prova a ripetere, parla. Parla Come? t'ha insegnato Mater. Bravo. Che parole hai capito di queste? Parla, Giusto. come t'ha insegnato tua madre. Come ti hai insegnato? In inglese posso lo dire. Speak as your mother have taught you. Oh, l'ha detto bene in inglese. Speak as your mother teach you. Sì. Yes, has taught you, Quindi parla come ti ha insegnato tua madre. Sì. Vero? Sì, così è vero, sì. Sarai un bravo medico e chirurgo. In bocca al lupo, auguri. Grazie mille. Sì. La signora Barbara con i figlioli. Ma sono buonissimi sti pargoletti, eh? Non litigate mai? No. Sempre in manina, sono una gioia. Senta Barbara, e lei di dov'è? Cosa si può dire? Che? Oddio, vabbè, italiana, eh? Sì. Ok, va bene. Barbara, senta, qua c'è sto proverbio. Parla come t'ha insegnato Mater. È un modo di dire che a Brescia, insomma, alcuni usano. Lei che cosa ha capito di queste parole? E parla come ti ha insegnato tua madre. Ha capito tutto. È tutto giusto, sì. Ma lei ci frega, ma lei è delle nostre zona Lombardia, voi, tutta azzeccata, la sapete, tutta corretta. Ma che significa parla come t'ha insegnato Mater? Cioè uno che parla magari un po' tutto sofisticato. Esattamente come me, loro parlano come me. No? Che simpatico. Quindi parlano bene, parlate bene, no? Se aveva insegnato mamma bene. Sì. Ok, quali sono le parole che ripete più spesso mamma? Non le parolacce, eh? C'è una parola che dice più spesso mamma? Bravi, brava. Ecco, lo vede che allora aiuta anche e elogia i propri figli. Bene, grazie. Congratulazioni, ciao. Bene, allora parla come ti ha insegnato madre, proprio quello che diceva la signora Barbara. Ammonimento rivolto a chi si esprime con sofisticata ricercatezza. Dal Pantheon è tutto, alla prossima, ciao. C'entro anch'io.